Maria Rosa Pavanello, Presidente ANCI Veneto. Da giovedì a venerdì, Assemblea Nazionale ANCI a Milano. Quali le tematiche che affronterete? Beh, le tematiche sono quelle proprio del momento, ma che sono state negli ultimi anni le più calde, ovvero il patto di stabilità, l'autonomia fiscale dei comuni, i nuovi fondi assegnati alle aggregazioni di città, quindi i fondi europei, come trovare risorse e anche la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Questi sono un po' i temi su cui oggi i comuni sono chiamati a dare risposte e risposte immediate. Una battuta sulla legge di stabilità. Beh, abbiamo già detto come ANCI Veneto che siamo molto preoccupati. Credo che in questi giorni appunto ci sarà il secondo incontro tra l'ANCI nazionale e il governo per vedere rispetto all'1,2 miliardi di tagli come applicarlo e se proprio deve rimanere i tagli alla spesa corrente. È quello che ci preoccupa di più, perché noi come ANCI Veneto abbiamo ribadito che non vogliamo tagli lineari, ma tagli rapportati appunto ai costi fabbisogni standard, per cui i comuni virtuosi, giusto per usare una semplificazione, dovrebbero avere e vedere dei benefici, perché altrimenti se non c'è più nulla da tagliare, com'è possibile ancora tagliare la spesa corrente? Se un servizio ha un costo e il comune ha già operato in tal senso, non può tagliare, taglia il servizio. Le chiedo com'è l'attuale situazione dei comuni, come diceva lei, comuni virtuosi e alcuni un po' meno. La stragrande maggioranza dei comuni del Veneto possono essere classificati tra i comuni virtuosi, per cui c'è una stanchezza, come dire, qui al nord e nel Veneto, di vedere che i comuni hanno già fatto tanti sacrifici, non c'è più nulla da sacrificare, ma ci sono i servizi da dare ai cittadini. Continuiamo ad essere per fortuna l'ente più vicino ai cittadini, abbiamo grandissime emergenze proprio nell'ambito sociale per i contributi alle famiglie e ai singoli in stato di disagio, l'emergenza abitativa e il patto di stabilità. Vogliamo concretamente vedere come si attua questa riforma che è prevista nella bozza di legge di stabilità. Oggi appunto è uscito anche uno studio sul Sole 24 Ore dal Centro Studi Sintesi di Mestre che ha fatto delle simulazioni sulle città capoluogo ed è legato appunto al fondo crediti di dubbia esigibilità. Vogliamo un po' vedere se sulla stragrande maggioranza dei comuni può dare qualche vantaggio, non c'è ancora del tutto chiaro questo.